Suona l'allarme sicurezza e suona forte. Il governo riduce i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, come se oggi strade, quartieri, parchi delle città italiane fossero sicurissimi e quindi l'impegno dello Stato possa venire meno o comunque essere diminuito senza tanti preavvisi. È il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a comunicarlo e contestualmente a fare il punto sull'approdo dei migranti in Italia. Nel 2021 dal Mediterraneo ne sono arrivati 6.701. Ora è chiaro che se non c'è un sistema capace di dare una risposta convincente e di prospettiva alle migliaia di profughi approdati coi barconi, alcuni inevitabilmente finiranno ai margini e in una città come Vicenza non è la prima volta che vengono trovati immigrati senza i requisiti per restare in Italia che passano il tempo a Campomarzo. Proprio Campomarzo, dove si concentrano, anzi a questo punto si concentravano, i pattugliamenti dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure. Il governo ha stabilito l'eliminazione del servizio dei militari davanti alla stazione di Vicenza, un controllo importante nella zona di Campomarzo. Tutti i vicentini sanno quanto importante sia la presenza dei militari ai fini della sicurezza per spostarle in altre zone d'Italia, verosimilmente ai confini del paese dove purtroppo c'è l'emergenza ucraina da gestire, però non possiamo dimenticare che Vicenza ha bisogno di controllo del territorio, ha le polizie sotto organico e dobbiamo avere quindi la possibilità di dare una risposta ai nostri concittadini. Il servizio Strade Sicure a Vicenza vedeva impegnate 12 unità militari che adesso il governo porterà via dalla città, senza tanti complimenti e senza un preavviso nemmeno al sindaco, che ora si trova di punto in bianco a riorganizzare i pattugliamenti nei parchi, nelle piazze, nelle strade forse sicure, forse non ancora. E allora portare via i militari è discutibile anche per il metodo. Il metodo, soprattutto in poche ore l'avviso e soprattutto il merito, cioè togliere a Vicenza, Verona, Treviso tanti militari porta un danno importante, soprattutto per i vicentini che chiedono di percepire, chiedono una sicurezza reale a tutti gli effetti. E quindi è importante che si ritorni presto, finita l'emergenza, a ripristinare il servizio. Nel frattempo ci organizzeremo con il lavoro attraverso il questore, attraverso la prefettura, per dei servizi mirati che vadano a compensare questa assenza e lavoreremo nei prossimi giorni per essere operativi in pochissime ore.